Ed eccoci nuovamente come ogni giovedì con la rubrica Family, Salute e Benessere. Come vi avevo già annunciato martedì, oggi è il nostro gradito ospite il professor Giorgio Soardo, che è docente di gastroenterologia e medicina interna all'Università di Udine, al Dipartimento appunto di Medicina. Buongiorno, grazie per essere qui ancora con noi. Grazie a voi per Nella l'invito. puntata precedente abbiamo parlato di epatite virale, perché il 28 luglio c'è stata la ricorrenza appunto della giornata internazionale, la giornata mondiale dell'epatite virale. Nella trasmissione di oggi, a prescindere dall'epatite, affrontiamo diverse patologie che possono colpire soprattutto nel periodo caldo, quindi che fare per prevenire, no? E questo è il periodo migliore per parlare di determinate patologie e di quali comportamenti corretti assumere per evitare di incorrere, no? Cominciamo dalla più banale, il gonfiore nel periodo estivo. Da che cosa è provocato, da che cosa è causato? Il gonfiore addominale Il gonfiore addominale. è una delle, diciamo così, situazioni o delle sindromi cliniche che nel periodo estivo sono molto frequenti. Sono frequenti soprattutto in un setting di pazienti, un gruppo di pazienti che soffrono già di quella che noi chiamiamo un disturbo funzionale dell'intestino. I disturbi funzionali dell'intestino non sono delle malattie, sono delle disfunzioni, non è ammalato assolutamente nulla, ma il paziente avverte tutta una serie di sintomi clinici, tra cui uno dei più importanti è rappresentato proprio dal gonfiore. Perché durante il periodo estivo questi pazienti tendono un momentino a soffrire un po' di più di questi disturbi? Perché cambiano un po', diciamo così, la tipologia dell'alimentazione, perché con il caldo dobbiamo bere di più, con il caldo preferiamo i cibi più freschi, che sono, diciamo così, la frutta, la Cibi che ti verdura. dissetino, no? Esatto, che cercano di combattere anche il disagio delle alte temperature come abbiamo avuto come questo ultimo mese. Nei soggetti sensibili, magari quando l'introito di questi cibi supera una determinata tipo di soglia o si ripetono nei giorni successivi, possono creare un maggior principio di fermentazione all'interno del grosso intestino, perché cambia un po' la flora batterica intestinale e il paziente inizia ad accusare questa sensazione di gonfiore, questa sensazione che la pancia si gonfia subito dopo aver terminato il pasto principale, che poi rimane lì per diverse ore. Molte volte questi pazienti, oltre ad avere anche questa sensazione di gonfiore, proprio per l'aumentato introito di fibre, perché poi la frutta e la verdura, che magari durante il periodo invernale vengono assunti in quantità minori, facilitano anche il movimento intestinale e molte volte questi pazienti vengono in studio, vengono in ambulatorio proprio perché hanno anche di conseguenza più scariche di feci molli nell'arco della giornata. È chiaro che questa è una nicchia di pazienti, però non è proprio così banale, non sono numeri minimi, è una percentuale abbastanza che riguarda circa il 10% della popolazione, okay? E quindi dobbiamo cercare di fare una prevenzione, perché il nostro scopo medico è proprio sempre quello fondamentale, prevenire questo tipo di... Allora in questi soggetti che hanno queste malattie disfunzionali, volgarmente il colon irritabile, Sì. okay, possiamo dare delle indicazioni in modo tale da cercare di diversificare la quantità di cibo che viene assunta, cioè non mangiare per esempio tutti i giorni grosse quantità, queste insalate, queste terrine di questo insalatone. Che uno pensa di fare anche bene nel Esatto, periodo estivo, esatto. dice ma mi Cercare tengo leggero. E esatto. invece... Ridurne, diciamo così, la quantità, magari non tutti i giorni la stessa quantità, cambiare anche la tipologia della frutta che noi mangiamo quotidianamente, ma soprattutto già ridurre un po' le quantità
potrebbe essere già sufficiente per ridurre enormemente la sintomatologia clinica. E questo di solito lo si ottiene dando alcune diciamo così, piccole informazioni a questi pazienti, ma riguardano soprattutto non la tipologia quanto la quantità di questi cibi che sono essenziali per la dieta dell'estate. Ma nei soggetti che soffrono di queste situazioni diciamo cliniche, certamente bisogna porre un po' più di attenzione. Quindi consigli suoi, porre un po' di attenzione a questo tipo di problematiche, quindi mangiare, stare attenti, mangiare meno verdura, quando si pensa a frutta e verdura, che sono l'ideale per il periodo estivo. Però durante l'estate ci possono essere anche problematiche inverse, perché uno non si idrata a sufficienza, anche con cibi non utilizza, non si ciba Certo, di cose che vanno bene durante il periodo estivo il periodo e non estivo beve a sufficienza. purtroppo è un periodo critico, in particolar modo Soprattutto perché per le persone anziane, esatto, no? perché abbiamo quasi 2 mesi, ormai giugno e luglio, dove le temperature quotidiane hanno superato costantemente i 30 gradi, con tassi di umidità importanti, scarsa ventilazione, e tutte queste 3 componenti possono portare a quella che noi chiamiamo uno stato di disidratazione e anche di aumento della temperatura corporea. Chiaramente nelle situazioni gravi si ha il colpo di calore, ma è abbastanza raro questo che avvenga se si hanno alcune piccole osservazioni. Ma nell'anziano molte volte c'è una ipersudorazione, nei bambini anche neonati, Sì. che non viene controllata da una adeguata idratazione. Allora nel paziente anziano quello che è molto importante è cercare di aumentare di circa 500-800 millilitri di liquidi in più rispetto a quello che beve normalmente. Il problema dell'anziano è che si dimentica, il problema è che l'anziano ha uno stimolo della sete, diciamo così, molto scarso, e quindi in questi pazienti la prevenzione principale è che chi segue questi pazienti, i familiari, l'infermiere, caregiver, come dicono gli americani, no, devono essere attenti che a orario devono far bere almeno 100 cc di acqua al paziente, facendo così 99 su 100 noi riusciamo a idratare il paziente e non avere lo stato di disidratazione. Idem anche per i bambini neonati, perché anche i bambini neonati, avendo una superficie corporea aumentata, disperdono di più vapore che serve a ridurre, noi manteniamo la termoregolazione disperdendo il sudore del corpo umano, no? E anche quelli va aumentata la quantità. Negli anziani bisogna fare però delle attenzioni, anziani e soggetti che sono portatori di patologie, dove l'accumulo di liquidi potrebbe essere pericoloso. Un paziente anziano che ha uno scompenso cardiocircolatorio deve stare molto attento. Un soggetto anziano che ha una malattia di fegato, magari una cirrosi con ascite, deve stare attento. Un paziente anziano che ha un'insufficienza renale deve stare attento, perché lì i liquidi fanno più fatica ad uscire dal corpo umano. Allora, in quel caso, la regola che noi diamo ai nostri infermieri, ai nostri assistenti dell'anziani, ai familiari, è quella di fare in modo di pesare il peso corporeo dell'anziano tutti i giorni, e se il peso corporeo dell'anziano rimane stabile, significa che l'apporto di liquidi e le uscite dei liquidi vanno a pareggio, quindi il paziente non è disidratato e non si disidrata. Come vede, in medicina valgono le cose molto semplici, come diciamo sempre noi quando insegniamo ai nostri studenti. Un banale peso corporeo che rimane stabile è una situazione per cui noi possiamo già dire che quel paziente non si sta disidratando. Il paziente che perde mezzo litro, un chilo di peso corporeo in pochi giorni, quello è acqua che perde e quindi è un segno di disidratazione. E se invece il peso corporeo aumenta, campanello d'allarme per... Se il peso corporeo aumenta vuol dire che stiamo dando troppi liquidi, e questo è un dato molto importante, no, soprattutto per queste categorie di pazienti che sono a rischio nell'equilibrio dei liquidi, ripeto, cardiopatici, epatopatici, nefropatici,
malati che hanno gravi insufficienze respiratorie che poi compromettono anche il cuore. E sono categorie di pazienti che vanno controllati in maniera quotidiana, soprattutto in questo periodo così lungo, dove il rischio della iperidratazione, ma soprattutto della disidratazione, è molto elevato. Semplici accorgimenti di carattere assistenziale possono essere molto utili. Come dicevo, ogni ora il caregiver deve dare da bere un bicchiere di acqua al paziente e fare il conto di quanto ne deve dare nell'arco della giornata, perché se lei osserva un paziente difficilmente questo le chiederà di bere e può rimanere anche 8-9 ore senza chiedere di bere una quantità adeguata di liquidi. Queste sono cose banali che noi insegniamo a medicina, che noi insegniamo ai nostri infermieri, che noi insegniamo ai nostri OS, ma sono sicuro che se vengono applicate riduciamo enormemente il rischio di queste complicanze estive. Siamo giunti al termine anche di questo appuntamento. Spero di avere nostro gradito ospite, il professor Soardo, quanto prima. Non posso fare altro che ringraziarla per essere stato con noi e l'appuntamento con Family, Salute e Benessere è per la prossima settimana, martedì, ricordatevi, martedì e il giovedì in prima battuta alle 13:15. Arrivederci.